ordine sacro. Allora, partiamo da una constatazione di fatto, che in tutte le religioni ci sono persone che hanno un posto particolare, speciale nel rapporto con Dio e funzionano come dei intermediari tra Dio e i fedeli e tra i fedeli e Dio, gli dei. È un ruolo così particolare e speciale che nel rapporto tra Dio e gli uomini e tra gli uomini e Dio, in tutte le religioni, hanno come il monopolio del rapporto con Dio, l'esclusività. Stregoni, sciamani, medium, druidi, sacerdoti di tutte le specie, ogni religione ha i suoi e li chiama in un certo modo. Ecco, sottolineo questo aspetto che tra il fedele e Dio, ecco, manca come un rapporto diretto, bisogna passare attraverso le persone specializzate per mille motivi diversi, per una sensibilità, perché ogni religione ha anche le sue modalità nella scelta degli intermediari e nella scelta di questi intermediari. Anche le parole pontefice, la stessa parola sacerdote, entrambe derivano dal latino. Pontefice, che vuol dire pontifex, che fa da ponte tra la realtà umana e la realtà divina, e c'è quello lì che sta in mezzo, che fa da ponte, da collegamento. E anche il sacerdote, sacer dux, colui che conduce, il dux, da cui deriva anche la parola duce, ma insomma è la guida, il conduttore, il condottiero, colui che ti porta il sacro e ti porta al sacro. È così anche nel cristianesimo? È questo il compito, il ruolo, la figura del sacerdote nel cristianesimo? Secondo voi è sì o no? Ha il monopolio esclusivo del rapporto con Dio? La risposta è no. No, il sacerdozio nel cristianesimo è un'altra cosa. Non ha il monopolio e l'esclusività del rapporto di Dio con i fedeli e dei fedeli con Dio. Cristo è il mediatore tra Dio e gli uomini ed è l'unico mediatore. Con il sacrificio della sua croce, Cristo è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, il sommo sacerdote alla maniera di Melchisedec. Questa frase è un po' misteriosa, questo nome Melchisedec, che fa riferimento all'Antico Testamento. Cosa vuol dire sommo sacerdote alla maniera di Melchisedec? Perché Melchisedec, allora il sacerdozio nell'Antico Testamento era affidato ad una delle tribù, la tribù di Levi, e i sacerdoti venivano tutti da quella tribù per nascita. E Aronne, Mosè, quindi sacerdote secondo l'ordine di Aronne, il fratello di Mosè, ricordate? A un certo punto nella Bibbia salta fuori stu Melchisedec, pieno di anni, sacerdote, ma non apparteneva né alla tribù di Levi, non apparteneva neanche al popolo di Israele, non si sa da dove viene, non si sa da dove va, e quindi diventa la figura simbolica di un sacerdozio che è eterno, che non ha origine, che non ha fine, e che non è esclusivo del popolo di Israele.
E quindi dire che Gesù è sommo sacerdote senza appartenere alla tribù di Levi. E quindi un sacerdozio di un'altra qualità, di una qualità più alta, di una qualità che fa più direttamente riferimento proprio a Dio. Gesù Cristo ha reso possibile che il rapporto tra Dio Padre e ogni fedele fosse diretto, cioè non c'è bisogno per entrare in rapporto con Dio, per pregare Dio, non c'è bisogno di andare dal professionista per dire: senti, mi preghi tu al posto mio, così come a volte, ahimè, si sente dire: no, padre, prega lui per me, no? Lo faccio, ma tu lo fai per te? Sarebbe interessante, e tu lo fai per me? Comunque, non allarghiamo troppo l'orizzonte. Gesù Cristo, essendo lui il sacerdote, avendo dato lui la sua vita per ciascuno di noi, ha fatto conoscere Dio agli uomini, ma non solo, ma porta Dio a ciascuno di noi. In tutta la realtà dei sacramenti, noi ci accostiamo ai sacramenti, no? E quindi è il Signore che vive in noi, e nel momento in cui anche noi ci rivolgiamo senza dover passare attraverso mediatori, certamente il mediatore nei confronti del Padre è Cristo, è Gesù Cristo. Ogni volta che avete chiesto qualche cosa nel mio nome, io lo terrò presente. Ed è questo il motivo per cui molto spesso all'interno della messa finiamo le nostre preghiere dicendo: per Cristo nostro Signore. È come se noi ci rivolgiamo al Padre, ma te lo chiediamo in nome di Cristo, insieme con Lui. È Lui che porta che intercede per noi e che porta i nostri desideri, le nostre richieste, la nostra vita a Lui. La sua incarnazione, il suo sacrificio, la partecipazione ai sacramenti, la presenza dello Spirito Santo in noi. Quindi nessuno sostituisce il rapporto personale che ognuno di noi personalmente ha con Cristo e che Cristo stabilisce tra Dio Padre con ognuno e viceversa. Viceversa vuol dire il rapporto di ognuno di noi con il Padre e il Padre con ognuno di noi, in andata e ritorno. Dunque si parla nel cristianesimo parliamo di sacerdozio comune dei fedeli. Ne parlano i documenti, ne parla anche un documento importante, quello importante del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, al numero 10, lo ricorda esplicitamente. Cristo Signore, pontefice, è Lui il ponte fra la realtà divina e la realtà umana, pontefice, assunto di mezzo agli uomini, e quindi non solo è il ponte dalla realtà di Dio alla realtà umana, ma anche viceversa, dalla realtà umana alla realtà divina. Fece del nuovo popolo, Cristo, Signore, fece del nuovo popolo un regno di sacerdoti per Dio e il Padre suo. È tratto dal libro dell'Apocalisse. Ha costituito un popolo di sacerdoti, quindi portatori della realtà sacra è ogni singolo fedele. Continua il numero 10. Per la rigenerazione, il battesimo e l'unzione dello Spirito Santo, i battezzati vengono consacrati. Nel battesimo si viene anche unti non soltanto dall'olio dei catecumeni, ma anche con il crisma, che è lo stesso che poi viene usato anche per la cresima, per formare
un tempio spirituale e un sacerdozio santo. Tutti i discepoli di Cristo, quindi, perseverando nella preghiera, lodando insieme Dio, ecco il compito del sacerdote. Il sacerdote offre, fa l'offerta a Dio. E allora, visto che noi tutti siamo sacerdoti, che cosa si offre? La preghiera, la lode, ma si offre la propria vita al Signore. Questa è l'offerta. Offrano se stessi, rendano dunque testimonianza, altro elemento e fattore dell'essere sacerdote, testimonianza di Cristo, rendendo ragione della speranza che è in essi di una vita eterna. Quindi non è compito l'essere testimoni, il rendere ragione della fede che è in noi, non è compito di alcuni e di alcuni specializzati, di alcuni professionisti, di chi ha questo compito, è compito di tutti i fedeli, è il loro compito sacerdotale. E allora che senso hanno i sacerdoti ordinati? Ecco in che modo si distingue il sacerdozio comune dei fedeli da quello che conosciamo come il sacerdozio dei preti. La distinzione terminologica è sacerdozio ordinato. Vedremo cosa vuol dire la parola ordinato. Perché allora ci sono? Che senso hanno? Che scopo hanno? La differenza, intanto, il sacerdozio comune dei fedeli è il sacerdozio ministeriale o ordinato o gerarchico, che fa parte della gerarchia all'interno della Chiesa. Questi due sacerdozi sono differenti, differiscono, ed è la stessa parola che però ha due significati diversi. Comunque, e l'uno e l'altro, il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale, però sono in rapporto tra loro, sono ordinati l'uno all'altro, collaborano, sono destinati a stare insieme, uno è in funzione dell'altro, ognuno a modo proprio partecipano dell'unico sacerdozio di Cristo. Allora, il significato, cominciamo a entrare dentro allo specifico del sacerdozio ministeriale, del sacerdozio ordinato. Il sacramento dell'ordine, perché è un sacramento, è uno dei 7 sacramenti, il sacramento, lo ridico, vuol dire che Cristo è presente. Cristo è presente e agisce nel sacramento. Anche nel matrimonio. Forse questo non è tenuto molto presente, ma il matrimonio è un sacramento. Quando è un sacramento vuol dire qualche cosa. Se il sacramento vuol dire che Gesù è presente, Gesù agisce, vorrà dire che agisce. In che modo, quando, in quali circostanze? Ne abbiamo parlato un po' la volta precedente, 2 volte fa. E invece il sacramento dell'ordine rende possibile che la missione, ecco il punto, la missione che Gesù ha affidato agli apostoli continui. Gesù ha affidato agli apostoli una missione, un compito. Fate questo in memoria di me. Vi ricordate quando lo dice? All'ultima cena, quando viene istituita l'Eucarestia, quando prende il pane, il vino, fa la preghiera di benedizione e lì dice questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, e lo consegna, ma consegna anche l'azione, non consegna soltanto il pane e il vino perché se ne nutrano, ma perché possano fare altrettanto, facendo riaccadere la stessa realtà.
dell'ultima cena, cioè la sua presenza. Fate questo in memoria di me, e poi, quindi questa cosa qui consegna, continuate a celebrare l'ultima cena, la messa è questo. E poi, quando dice quel che legherete sarà, alitò su di loro, consegnò lo Spirito, dicendo quello che legherete in terra sarà legato nei cieli, quello che scioglierete in terra sarà sciolto anche nei cieli, e questo viene solitamente attribuito al sacramento anche della riconciliazione. In realtà la missione riguarda, lo vedremo, anche altro, lo riprendiamo dopo, perché il proprio del sacerdozio ministeriale è la celebrazione dell'Eucaristia. Non c'è Eucaristia senza i preti, i sacerdoti che celebrano, e non c'è remissione dei peccati senza il sacerdote che ti dà la soluzione, ma poi hanno anche il compito, qui anticipo, lo riprenderò dopo, della predicazione, della spiegazione del Vangelo, della predicazione, e il compito di guidare la comunità cristiana. Quindi sono questi i 4 compiti: l'Eucaristia, il sacramento della riconciliazione, la predicazione e il compito dentro la comunità cristiana, un compito specifico, quello di guidare, di essere pastori del gregge. Come accade questa missione, il rinnovo della missione, così come Gesù ha incaricato in un momento preciso gli apostoli a loro volta hanno scelto i loro successori, e imponendo, ecco che c'è questa missione, questo passaggio dello Spirito con l'imposizione delle mani sulla testa dei candidati e con una unzione, anche in questo caso c'è l'unzione delle mani, che poi mi ricordo lo stesso vescovo poi era il primo che è venuto a baciarle con sommo, nel mio caso con sommo imbarazzo. E che cosa accade? L'imposizione delle mani e l'unzione dello Spirito, ecco, non ho sottolineato sbagliando, ma configura il presbitero a Cristo sacerdote, cioè lo rende capace di agire nel nome di Cristo capo. Cioè c'è una identificazione tra quel poveretto in carne ed ossa, così com'è, con l'azione di Cristo in alcuni momenti specifici. Vi faccio notare, qui ho messo, confronta le parole della consacrazione in prima persona. Il prete, quando celebra la messa, parla sempre a nome, agisce sempre in nome del popolo. Preghiamo, o Dio ascolta. Il prete si fa portavoce delle istanze del popolo. Ma nel momento della consacrazione, quando il prete dice Gesù prese il pane, rese grazie e disse: questo è il mio corpo versato per voi, sangue versato per voi, in prima persona il prete dice: questo è il mio corpo. Si sarebbe potuto usare la forma indiretta. Gesù disse che questo era il suo corpo, che questo è il suo corpo, e invece aperte virgolette, e quindi il prete in quel momento lì agisce in persona Christi, cioè
nella persona di Cristo e dice lui quelle parole e offre lui la sua vita, non soltanto quel pane, ma offre anche la sua vita. Questo è il mio corpo, fate questo in memoria di me, questo è il mio sangue, in qualche modo. Lì chi pronuncia quelle parole, il prete lo dice per sé, anche per sé, lo dice per Cristo, ma lo dice per sé. E la stessa cosa, pensate un po', nella confessione, nel sacramento della riconciliazione, alla fine c'è una lunga preghiera, una lunga introduzione. Nella preghiera dell'assoluzione il prete dice: per il ministero della Chiesa, eccetera, 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 e alla fine dice: e io ti assolvo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Io ti assolvo. Certo, non in virtù di me, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ma sono io che ti assolvo. In questi due momenti, durante la consacrazione della messa e durante l'assoluzione dei peccati, in quel momento lì, il prete agisce al posto, incarnando, personificando Gesù, che se uno fosse proprio cosciente, ma non lo farebbe mai, ma proprio perché va oltre le proprie virtù, così come va oltre i propri limiti, il Signore ha voluto che la sua missione, il suo compito, la sua azione si prolungasse nel tempo e stabilendo che in alcuni momenti, in modo oggettivo, il prete agisse, lui agisse e agisce attraverso quello strumento lì. Certo, il prete non agisce in nome di Cristo e al posto di Cristo sempre, in tutte le fesserie che combina, in tutte le fesserie che potrebbe dire, in quei due momenti particolari e specifici, rendendo possibile che riaccada quello che è accaduto all'ultima cena, perché all'ultima cena anche quella frase sciogliete, no, rimettete i peccati e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi, lo dice anche questo all'ultima cena, che è proprio l'istituzione del sacerdozio ministeriale con gli apostoli. Ecco qui, agire in persona Christi nei sacramenti dell'Eucarestia, della riconciliazione. C'è un aiuto particolare nella predicazione, anche lì quante volte la predicazione diventa motivo di noia, di allontanamento, per la lunghezza, perché e lì lo Spirito Santo deve lavorare tanto, perché attraverso ognuno ha le sue capacità, ognuno ha le sue anche credo ve ne rendiate conto anche voi, non è una cosa semplicissima. Alle messe domenicali i preti sono tenuti a fare l'omelia, sono tenuti, quando presiedono sono tenuti a farlo. Non è sempre stato così, perché fino al 1800 avanzato non era normale che tutti i sacerdoti predicassero. Era appannaggio dei predicatori, di alcuni. Anzi, i predicatori di solito erano religiosi, quindi c'erano degli ordini religiosi che si specializzavano nella predicazione degli ottavari, delle novene, dei ritiri, degli esercizi, come? Nelle feste patronali venivano i predicatori e c'erano i preti da messa
E poi c'erano quelli che predicavano, ma in realtà i preti secolari diocesani, anche i vescovi rarissimamente predicavano. È stata una prassi che si è imposta lentamente, ma dall'Ottocento in poi, quindi non tantissimo tempo fa. E poi, ecco, in persona Christi la guida di essere pastori. Mentre nelle due prime cose, sacramento dell'Eucaristia e della riconciliazione, indipendentemente dal suo livello anche morale, quando lui celebra la messa, lì accade Cristo, e quando dà la soluzione, lì accade Cristo, è nella predicazione e nel compito di guidare il popolo, lì essere santi o no, avere un carattere o no, le capacità o meno, e lì incidono. Comunque la consacrazione, il suo essere ordinato, e nella celebrazione dell'Eucaristia lui, il sacerdote, trae forza anche per sé, per il suo ministero e per essere pastore dei fedeli. Ecco perché viene raccomandato caldamente che tutti i sacerdoti celebrino la messa tutti i giorni, perché fa il bene della Chiesa, perché la celebrazione dell'Eucaristia costruisce la Chiesa, ma irrobustisce il suo ministero e il suo essere pastore, costruisce lui. Il rapporto tra il sacerdozio comune e quello ordinato, abbiamo visto prima all'inizio che interagiscono. In che modo interagiscono? Il sacerdozio ministeriale forma e regge il popolo, l'intero popolo sacerdotale. Il prete compie il sacrificio eucaristico in persona Christi, personificando Cristo in modo reale, e lo offre a Dio a nome di tutto il popolo. E i fedeli, quindi il sacerdozio ministeriale è in funzione del popolo, formandolo e reggendolo, costruendolo, in modo particolare tramite proprio il sacrificio eucaristico. Dall'altra parte i fedeli concorrono all'offerta eucaristica, perché la preghiera dei fedeli, non soltanto nella preghiera dei fedeli, ma il fatto che sono lì, danno valore alla consacrazione e concorrono all'offerta dell'Eucaristia, esercitano il loro sacerdozio con il ricevere il sacramento, con la preghiera, con il ringraziamento, con la testimonianza di una vita santa, con l'abnegazione e la carità operosa. Tutti questi elementi sono l'esercizio del sacerdozio che appartiene ai singoli fedeli. Quindi la Chiesa viene costruita dal sacerdozio ministeriale, celebrando l'Eucaristia, compiendo il sacrificio eucaristico nel ruolo di Cristo, ma anche dai fedeli che costruiscono la Chiesa, come? Ricevendo i sacramenti, con la preghiera, con il ringraziamento, con la testimonianza di una vita santa, con l'abnegazione e la carità operosa. A ognuno il suo. Certo, anche i preti, questo è interessante, questa cosa qua riguarda anche i preti. Io ho celebrato la messa, posso non pregare, posso non ringraziare, posso non testimoniare una vita santa, posso non vivere l'abnegazione e non avere una carità operosa? No, perché? Perché anche i preti sono fedeli, perché il sacerdozio comune dei fedeli
di questo partecipano anche i sacerdoti ordinati, perché hanno anche il sacerdozio comune, appartiene a loro. Differenza allora dal sacerdozio comune: i sacerdoti ordinati nell'esercizio del ministero sacro parlano e agiscono non per autorità propria, perché sono bravi, perché hanno studiato, perché hanno scelto loro, e neppure per mandato o per delega della comunità, ma in persona di Cristo capo e a nome della Chiesa. È in questo che differisce essenzialmente dal sacerdozio comune dei fedeli, a servizio del quale Cristo l'ha istituito. Questo è un passaggio, secondo me, importantissimo, perché il rischio è che noi che in buona fede, che vogliamo seguire Cristo, che vogliamo imparare da Cristo, che vogliamo, ma concretamente, se seguiamo i nostri pensieri su Gesù Cristo, le nostre immagini su Cristo, il rischio è quello di correre dietro ad una propria proiezione, che gli facciamo dire al Padre Eterno e a Cristo le cose che vogliamo noi, che se il Signore volesse contestarci, no, ma guarda che stai sbagliando, che possibilità ha di farlo? No, adesso ho fatto l'esempio del contestarlo. Cioè, noi quando abbiamo a che fare con una persona concreta, in carne ed ossa, io posso avere tutte le idee che voglio su di lui, ma lui è diverso, poco o tanto, da quello che io immagino, pur conoscendolo magari per tantissimo tempo. Allora, Gesù ha una sua consistenza, deve poter avere una sua consistenza, ed è per questo che lui ci ha dato i sacramenti, cioè dove lui è presente, per questo che lui ci dà anche il sacramento dell'ordine, del ministero ordinato, perché c'è una realtà che è esterna a noi. Pensate, ma anche l'origine della nostra fede è così. Noi non è che siamo diventati cristiani perché ci siamo spremuti le meningi ed è saltata fuori la fede. In qualche modo l'origine della fede è sempre attraverso degli incontri. Poco o tanto, sempre attraverso degli incontri. Il Signore ci viene incontro con delle presenze in carne ed ossa, ma in alcuni momenti in modo oggettivo. È vero che il corpo di Cristo, la Chiesa, la comunità cristiana è il corpo di Cristo, ma all'interno del corpo di Cristo ci sono delle funzioni specifiche. E c'è una funzione che è proprio quella di Cristo, solo Lui, che è quella di guidare. La Chiesa non è un gregge anarchico e che va allo sbando, è un popolo guidato da Cristo e dallo Spirito Santo e da realtà, ruoli da persone, da realtà che incarnano questo ruolo, certo non in modo arbitrario, non in modo tirannico. Tutto il popolo siamo assieme proprio perché gli uni e gli altri devono aiutarsi in questo compito reciproco, in questa reciprocità. Come esercita il prete il suo ministero? Ogni prete è per tutta la Chiesa, ma esercita però il suo ministero in una Chiesa particolare, la Chiesa di Verona. Questa è l'incardinazione. Cosa vuol dire? Che non esistono preti randagi, preti zingari, che non sono legati a una realtà particolare, una chiesa particolare, e quindi sono legati ad un vescovo oppure ad uno superiore che si chiama il superiore ordinario. Nel caso dei religiosi, gli ordini religiosi hanno il loro superiore generale e poi hanno il provinciale, questo è il loro ordinario. Quindi i preti hanno il vescovo, i religiosi hanno il loro generale. Tutti
sono legati ad una chiesa particolare, in fraternità sacramentale. Questo è importantissimo. Anche il prete più geniale, più originale, il più figo di tutti, invece che costruire distrugge, se si concepisce da solo, è legato ad una fraternità, e la fraternità è sacramentale. Dove 2 o 3 si trovano nel mio nome, io sono presente. Lui, il singolo prete, il singolo pastore che non partecipa, che si sente per conto suo e non si sente parte della fraternità sacramentale che si chiama presbiterio, cioè l'insieme degli altri preti con cui non è stato ordinato perché è un figo lui, è stato perché è a servizio di tutta la Chiesa, della comunità cristiana, ed è rappresentante ed espressione della fraternità sacerdotale. Così che quando sistematicamente ci sono dei preti, alcuni di noi, che non partecipano mai e per principio alle assemblee, agli incontri, alle congreghe, anche bravissimi, ma che cosa testimonia? Il suo genio, la sua bravura, non qualcosa di più grande, una grande responsabilità in questo senso. E in comunione con il vescovo e in dipendenza da lui, legato al vescovo. Tu sei stato scelto da qualcun altro, non perché eri bravo o perché hai voluto tu, lo diremo fra poco, perché si chiama ordine. L'ho scoperto anch'io preparando questo, perché pensavo ordine, credo che c'entri, però ordine vuol dire anche la guida, perché non si sia anche ordinati, no? Che un popolo, una famiglia, una comunità che non impazzisca, che ognuno vada per conto suo, quindi ordine in questo senso. In realtà l'origine del nome richiama, cioè, l'ordine degli avvocati, l'ordine dei medici, l'ordine degli architetti, i diversi ordini, fa riferimento al termine antico romano, nella realtà romana, che era i corpi. Ecco, l'ordine dei presbiteri, che costituisce come un corpo unico. Esistevano anche il corpo dei catecumeni, degli sposi, delle vedove. In ognuno di questi corpi o ordini si entrava con una ordinazione, si entra nell'ordine con una ordinazione, che fantasia, ed era una consacrazione. Nel caso dei sacerdoti, nel sacerdozio ordinato, è un vero e proprio sacramento, l'imposizione delle mani del vescovo insieme con la preghiera di consacrazione, che costituisce il segno visibile di questa consacrazione. Spetta ai vescovi, in quanto successori degli apostoli, conferire i 3 gradi del sacramento, che i 3 gradi sono vescovi, presbiteri e diaconi. Chi può ricevere il sacramento? Il battezzato di sesso maschile. Perché non le donne? La Chiesa si riconosce vincolata dalla scelta che ha fatto Gesù in questo senso. Cioè, Gesù ha scelto i 12 apostoli e ha consacrato loro come presbiteri, come vescovi, e quindi ha scelto loro e non le donne. Allora la Chiesa obbedisce, prende questo come canone, come regola. Certo, si può cercare di capire se c'è una logica, certamente c'è bisogno di una maggior valorizzazione all'interno di tutta la società, ma in modo anche all'interno della Chiesa, della ricchezza del mondo femminile, e quindi non fare soltanto le donne delle pulizie o coloro che servono, no? Occorre però
ecco, liberare l'idea che il ruolo del prete sia una questione di potere, quindi che il sacerdozio ministeriale sia una questione di potere, e certo bisogna liberarlo sia nella testa dei fedeli, però anche nella testa dei preti, perché non è raro, ahimè, anche tra i più giovani, pensare che sia comunque una questione legata a dei privilegi, che porti con sé dei privilegi. Non credo che il modo migliore per fare un servizio, per valorizzare le donne all'interno della Chiesa, sia quello di farle diventare preti. Così come non credo neanche, ecco, forse era meglio se lo dicevo prima, così si capiva, per dar maggior peso a questa cosa qui, non credo neanche che il miglior modo per valorizzare i laici maschi sia quello di farli diventare degli chierichetti, perché accoliti, ministri straordinari della comunione, diaconi, che sono tutti i nuovi ministeri che si cercano, alla fine concretamente in che cosa si risolvono? Nel momento della liturgia, che vengono via a darmi le ampolline, che vengono a portare via il messale, e quindi dei piccoli preti o no, cioè i ministeri laicali sono per la missione nel posto di lavoro, per strada, al supermercato, negli ambienti della vita, non nella riserva indiana all'interno delle mura della Chiesa. Perché allora far diventare le donne prete è il modo per valorizzarle, secondo me è il modo per tradirle. Nessuno, ecco, questo può esigere di ricevere il sacramento dell'ordine, ma deve essere considerato adatto al ministero dall'autorità della Chiesa. Tant'è vero che nel momento della consacrazione, quel giorno lì, il vescovo che consacra chiede agli educatori: sei certo, quando li chiama, poi sei certo che ne siano degni? Risposta: dalle informazioni che ho ricevuto presso il popolo posso attestare che ne sono degni. Speriamo. Il celibato, e ci avviamo a concludere, per l'episcopato è sempre richiesto il celibato. Per il presbiterato nella Chiesa latina sono ordinariamente scelti uomini credenti che vivono da celibi e che intendono continuare a vivere così. Celibato per il regno dei cieli. Nelle chiese orientali invece non è consentito sposarsi. Attenti bene, chiese orientali, ci sono delle chiese di rito orientale anche all'interno della Chiesa cattolica. Qui non stiamo parlando della Chiesa ortodossa. La Chiesa ortodossa viaggia per i suoi binari, ma all'interno della Chiesa cattolica ci sono zone dove si segue il rito orientale. I sacerdoti del rito orientale, per esempio in Italia ci sono 2 diocesi di rito orientale. Lo sapevate? Uno in provincia di Palermo, l'altro in provincia in Calabria. Uno è a Palermo, Piana degli Albanesi, diocesi di Piana degli Albanesi, in Calabria, diocesi di Lungro. Questi ci sono delle enclave, vecchie, antiche enclave di albanesi, cattolici e di greci in Calabria, diventati nel tempo cattolici, ma sono di rito orientale e convertendosi, diventando cattolici, hanno mantenuto le loro tradizioni orientali, mantenendo anche la tradizione dove i preti possono sposarsi, ma a una condizione: devono prima essere sposati, cioè è possibile ordinare preti degli sposati, ma non si possono sposare dopo essere diventati preti. Pensate che
io ho imparato la grande saggezza della Chiesa cattolica latina, di rito latino, quando ho studiato a Roma. Perché? Perché andavo in giro, lì c'erano studenti che venivano da tutto il mondo e frequentavo gli studenti che venivano da tutto il mondo, seminaristi e preti da tutto il mondo, e frequentavo anche quelli di rito orientale e andavamo anche in giro con loro per girare la città la sera. Alcuni che avevano già finito gli studi dovevano essere ordinati diaconi e poi preti, continuavano a rinviare perché nell'attesa di trovare l'amorosa e di sposarla, perché se venivano ordinati preti prima non potevano più sposarsi, allora continuavano a rinviare l'ordinazione. Ma adesso vi racconto, quando andavamo in giro per mangiare il gelato, io mi vergognavo perché ad ogni sottana che passava, cioè le battute, gli approcci, sembravano degli alluppati, peggio che andare via coi militari. E lì ho capito la grande saggezza della Chiesa latina: va a scegliere i preti da ordinare da chi ha già la vocazione alla verginità e al celibato, perché non ci siano equivoci. C'è anche da parte, ahimè, di tanti preti e anche a volte di preti giovani come una confusione vivendo il celibato soltanto come un obbligo subito, e invece non può essere così, è proprio una scelta che viene prima. Qual è il senso della scelta celibataria per i preti? La presenza dei celibi nella Chiesa c'è sempre stata, fin dall'inizio, perché Cristo sposo della Chiesa, ma è Cristo è sposo anche, è possibile essere cristiani, amare Cristo come il proprio sposo. Per delle donne questo è come più facile, per degli uomini sembra un po' più artificioso, ma è la Chiesa sposa. E allora celibi per il regno è il segno della radicalità personale della fede, di una radicalità nella fede, ma anche dell'efficacia dell'amore di Cristo e per Cristo, che è possibile amare Cristo come si ama una donna. È possibile? Certo, è possibile essere cristiani, preti e suore, religiosi e religiose, come zitelli e zitelle, inacidite, perché il proprio bisogno affettivo è come frustrato. Però è possibile che il proprio bisogno, la dimensione affettiva, trovi compimento, pieno compimento in Cristo? Deve poter essere possibile, anzi deve poter essere possibile anche tra gente sposata, perché questo è il motivo. Come si fa a vivere? Proprio perché è sacramento, tu sei il segno, l'altro è il segno di Cristo. Allora mi ricordo una battuta, ma non era una battuta, era marito e moglie, facevano i cuochi in uno dei conventi dove ero passato, e a un certo punto lei si è così affezionata alla comunità cristiana, ai frati, eccetera, eccetera, che lui era geloso. Lui era geloso e lei diceva: è geloso di Cristo. Tu sei geloso del mio amore per Gesù Cristo e per la Chiesa. È possibile? È possibile. Per certi versi deve poter essere sempre possibile. Questo è il test, e quindi così come nel matrimonio, così anche per coloro che sono consacrati, a maggior ragione. Gli apostoli erano sposati, però, quindi non c'è un'obiezione divina il fatto che i preti non siano sposati, non è di diritto divino, ma di un diritto ecclesiastico, e cioè che la Chiesa ha deciso da subito, tant'è vero che noi delle mogli degli apostoli non sappiamo niente, assolutamente niente.
anche perché hanno incominciato a girare il mondo da subito, e le mogli e i figli? C'era la suocera. Ma la Chiesa ha deciso di scegliere i suoi preti da coloro che avevano già la vocazione alla verginità e al celibato, perché per una totale conformazione a Cristo, che non era sposato, per una dedizione totale alla missione, alla costruzione della Chiesa, un amore totale per la Cristo e per la Chiesa, a cui corrisponde anche una dedizione totale del tempo. Chi è sposato si dà pensiero delle cose del mondo, di come piacere alla moglie, e i suoi interessi sono divisi, dice San Paolo ai Corinzi. Esagera, ma un po' è vero, perché se tu hai famiglia e mi chiama e devo andare a trovare una signora che vado o non vado, mia moglie è contenta o non è contenta, è tranquilla o non è tranquilla, devo darle anche del tempo, devo darle energie, pensieri, e quindi è facile, si entra in conflitto. Poi di questi tempi pensiamo che la famiglia del prete sarebbe diversa da tutte le famiglie, con tutti i problemi coi figli, questioni di separazioni, di divorzi, risposarsi, sono tutti problemi che i preti ortodossi e orientali hanno. Ci abbiamo la conclusione: il sacramento dona una speciale effusione dello Spirito Santo, l'ordinazione conferisce un carattere spirituale indelebile, perciò non può essere ripetuta né conferita per un tempo limitato. Un prete è prete per sempre, anche quando, ecco, che allora lascia il ministero perché si accasa in altro modo, viene sospeso dal ministero, ma lui resta prete per sempre, così che in casi eccezionali potrebbe, addirittura in caso di guerra, di pericolo di morte, se uno potrebbe tornare a dare l'assoluzione se uno si confessasse da lui. L'ultima slide, conclusione. Preghiamo per i nostri preti, i nostri sacerdoti, perché il Signore mandi vocazioni, perché ce le mandi sante, e quelli che già ci sono, perché quelli che ci sono siano santi, ma siccome non sono quello che sono, a partire da me, e se non lo sono santi, cosa facciamo? Non preghiamo per loro? Preghiamo perché possiamo camminare assieme, fraternamente, verso la santità, sorreggendoci e correggendoci vicendevolmente. Facciamo parte dello stesso popolo. Diciamo un gloria per questo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Perdonate la lunghezza e buona serata. Grazie. No, Andrea non prego che si toglie, dovreste spostarsi in chiesa. Sì. Vuol dire sì, può sposarsi in città cristiana. Sì. È quello che a volte si insiste che facciano, perché cosa accade? Che lasciano il ministero, si accasano, convivono, E quindi sono appunto, cose carissime che ti sposi, no? Sì, non è possibile, però voglio dire, non è che perché si sono tolti da destra non possono, No. perché sono preti per sempre. No, perché abbiamo visto che allora buonasera. Il matrimonio non è la scelta celibataria non è di diritto divino, quindi però cessano di esercitare il ministero. Sì, non esercitano, però possono sposare. Buona serata.
Grazie.